Sgominata organizzazione di cinesi che gestiva traffico di migranti connazionali destinati a lavorare da schiavi in sartoria a Milano, Prato e Venezia. Doppia operazione del polizia locale di Trieste coordinata dalla procura del capoluogo regionale che ha portato all'arresto di 8 passeur sulla rotta balcanica. Presentato il rapporto migranti dalla rotta balcanica Trieste, i flussi sono costanti negli ultimi 2 anni ma mancano le strutture per la prima accoglienza. 5 agenti penitenziari sono stati aggrediti e feriti da un detenuto nel carcere di Gorizia. Uno dei poliziotti ha una prognosi di oltre un mese. Cova Scuola e CGIL contro il G7 istruzione al via a Trieste da domani. Secondo i sindacati non tratta i veri problemi del mondo della scuola. Con oltre 8.500 interventi e 350 indagini, le Fiamme Gialle hanno scoperto negli ultimi 17 mesi 68 evasori totali e 105 lavoratori in nero. 12 spettacoli in abbonamento per la nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno, fra i titoli 3 testi di sicuro richiamo che parlano del presente, pur essendo capisaldi del teatro classico. Buonasera dal telegiornale di Tele4. Sgominata un'organizzazione cinese che gestiva un traffico di connazionali, quali clandestinamente venivano fatti entrare in Italia attraverso i valichi confinari italo-sloveni. Poi i migranti cinesi venivano resi schiavi in vari laboratori e sartorie tra Milano, Prato e Venezia. Ma vediamo tutti i dettagli nel servizio di Gianluca Paladin. Una tratta di esseri umani con un flusso costante e un'imponente organizzazione finora passata sotto traccia, cittadini cinesi portati illegalmente da altri connazionali nel territorio italiano attraverso i valichi confinari fra la Slovenia e Trieste. Obiettivo: farli lavorare come schiavi in varie attività sparse sul territorio, prettamente a Prato, Milano e Venezia, ma anche in altri paesi come Spagna e Francia. L'operazione Chinese Shuttles della Polizia di Frontiera di Trieste, sotto la direzione distrettuale antimafia della Procura Giuliana, ha permesso di sgominare l'organizzazione cinese. Le indagini sono state avviate dopo l'arresto di un cittadino cinese nell'aprile scorso perché intercettato mentre trasportava 4 connazionali irregolari. I successivi approfondimenti hanno permesso di constatare l'esistenza di un flusso continuo di clandestini che, a piccoli gruppi, venivano fatti arrivare in aereo ai confini esterni di paesi europei, prevalentemente in Serbia. Da lì venivano accompagnati in auto da connazionali e attraverso Bosnia, Croazia e Slovenia venivano condotti in Venezia Giulia. Da qui, nelle zone confinari di Muggia e Fernetti, i clandestini venivano presi in consegna da autisti cinesi e portati a un punto di smistamento, una vera e propria casa sicura a Cazzago di Pianiga, in provincia di Venezia, dove i clandestini a rotazione sostavano per qualche giorno per poi essere portati a Venezia, Prato e Milano. Durante la permanenza nella casa venivano ritirati i passaporti usati per il viaggio e rispediti in Cina per riutilizzarli. Dopo lo smistamento i clandestini diventavano dei veri e propri fantasmi destinati a un grave sfruttamento, relegati in laboratori e sartorie senza controlli sanitari e senza possibilità di muoversi liberamente fino a estinzione del debito contratto per il viaggio. Alla fine dell'attività di lavoro nero i cinesi clandestini sarebbero tornati in Cina. Gli stranieri irregolari individuati sono 77, tra cui donne e minorenni fra i 15 e i 17 anni. 9 i cinesi arrestati nel corso dell'operazione, di cui 8 sorpresi a gestire i trasferimenti illegali dal confine italo-sloveno fino alle varie destinazioni. 27 le persone denunciate in stato di libertà. Gli inquirenti hanno sequestrato in tutto 10.000 euro in contanti, 22 carte di debito e credito e 86 documenti fra carte di identità e passaporti, di cui 54 contraffatti. 18 i veicoli sequestrati utilizzati per il trasporto dei cinesi irregolari. L'esito dell'indagine Chinese Shuttles spaventa, in quanto ha fatto emergere un flusso di ingressi continuo e invisibile, molto ben organizzato e diversissimo da quello della rotta balcanica. E proprio sulla rotta balcanica, doppia operazione della polizia locale di Trieste, coordinata dalla Procura della Repubblica, che ha portato all'arresto di 8 passeur. Vediamo. Li monitoravamo quando entravano dal confine sostanzialmente agricolo e imboccavano la ciclabile, si trovavano subito dietro un nostro veicolo borghese, poi uno davanti, 2 davanti e a un certo punto venivano bloccati senza poter scappare. Insomma. Solo in un caso uno dei soggetti ha cercato di prendere un coltello ma è stato subito neutralizzato. Insomma. Nessuno si è fatto male mai, né i migranti né il personale o i passer. Insomma. Utilizzavano la pista ciclopedonale Orlec-Trebiciano sul Carso Triestino per condurre in Italia attraverso il confine sloveno migranti
migranti di provenienza medio orientale. Li accompagnavano a piedi o in macchina. Per questo motivo 8 persone sono state arrestate nell'ambito dell'operazione Abisso, condotta dal nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Locale di Trieste e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Gli accertamenti sono iniziati ad aprile, durante delle verifiche sull'utilizzo della pista ciclopedonale per l'approvvigionamento di droga dalla Slovenia. Le fototrappole installate hanno invece rilevato il passaggio di migranti a piedi praticamente ogni giorno, per un totale di 500 persone circa in 15 giorni. Alla testa dei gruppi alcune persone che, alla stregua di guide, sembravano condurre i migranti verso l'abitato di Trebiciano per poi ritornare in Slovenia. Un percorso usato anche dalle automobili. Macchine straniere di grossa cilindrata che una volta fermate abbiamo visto che ogni volta portavano tra i 5 e i 7 clandestini anche nel bagagliaio, provenienti per lo più dalla Siria, da curdi di etnia turca oppure afghani e pakistani. In circa un mese sono stati arrestati 7 passeur dell'Est Europa, di cui 5 cittadini ucraini, sorpresi a trasportare decine di migranti, tra cui anche diversi minori. A inizio giugno è stato arrestato anche un cittadino originario del Pakistan, mentre era in testa un gruppo di 16 persone a piedi di nazionalità nepalese, bengalese e pakistana. Sono stati sequestrati sia i veicoli che i cellulari in uso ai passeur. Durante le indagini è stato accertato che la cifra pagata per il trasporto variava dai 6.000 agli 8.000 euro a testa. È stato presentato questa mattina il rapporto sulla situazione e sui bisogni delle persone migranti in arrivo dalla rotta balcanica a Trieste. Dai dati che emergono si evince che i flussi della rotta balcanica sono pressoché costanti negli ultimi 2 anni, ma mancano le strutture adeguate alla prima accoglienza e un piano pubblico per la gestione degli arrivi. Bernardo Gulotta. Sono principalmente 3 le direttrici che il Comune di Trieste dovrebbe seguire in maniera urgente e serrata per gestire l'accoglienza dei migranti a Trieste. Questo secondo le 6 organizzazioni che anche quest'anno hanno redatto e presentato il rapporto sulla situazione e i bisogni delle persone migranti in arrivo dalla rotta balcanica a Trieste. A fronte di una sostanziale stabilità del flusso migratorio, nel documento viene espressamente richiamato il ruolo del Comune con la necessità della predisposizione di un piano per l'assistenza umanitaria e il ricovero temporaneo, la velocità nei trasferimenti, una gestione d'accoglienza che garantisca libertà alle persone, promuovendo l'inclusione sociale ed eviti la ghettizzazione. Quello che abbiamo monitorato e a cui abbiamo assistito in questo periodo è fondamentalmente una stabilità del flusso migratorio. Ciò che verifichiamo è un aumento dei profili vulnerabili, ma al contempo una poca assistenza da parte istituzionale di questi soggetti, quindi una difficoltà a inserire in accoglienza queste persone. Questi i dati elaborati nel documento. Nel 2023 le persone incontrate nell'area della stazione che hanno ricevuto assistenza dalla rete delle associazioni sono state 16.052, nel 2022 erano 13.127. I mesi dove i flussi si fanno più intensi sono quelli estivi. La stragrande maggioranza delle persone proviene dall'Afghanistan, circa il 69% del totale. Nel 96% dei casi si tratta di uomini, nel 76% dei casi di adulti. 1 su 3 è considerato un profilo vulnerabile. Il presidente di CS Gianfranco Schiavone, nel commentare i numeri del report, è piuttosto severo nei confronti delle scelte dell'amministrazione pubblica. A Trieste sono ospitati circa 1200 persone, quasi la stragrande maggioranza sono richiedenti asilo, i rifugiati riconosciuti che vivono nelle strutture appunto di accoglienza sono poco più di un centinaio, ma non perché abbiamo pochi riconoscimenti, sia ben chiaro, ma al contrario, perché per mancanza di posti di accoglienza per i rifugiati siamo costretti a trasferire molti rifugiati fuori Trieste. Insomma, questa città veramente è suicida con se stessa, veramente. C'è una sorta di pulsione di morte, no? che sembra invadere questo territorio, questa volontà di non crescere, di non lasciarsi andare al piccolo piacere quotidiano, no? Il negozietto, la grande sceneggiata in Piazza Unità, eccetera, dietro la quale non c'è nessuna visione di futuro. E 5 agenti di polizia penitenziaria sono stati aggrediti da un detenuto nel carcere di Gorizia. Uno dei poliziotti è rimasto ferito e dovrà essere operato. La denuncia dei sindacati.
5 agenti di polizia penitenziaria sono stati aggrediti ieri da un detenuto all'interno del carcere di Gorizia. A un ispettore capo superiore è stata diagnosticata una frattura al gomito e varie contusioni con prognosi superiore ai 35 giorni. Dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico. Lo denunciano i sindacati di categoria del Friuli Venezia Giulia, tra cui SAP, FNS, CISL e WILPA. Il tutto sarebbe iniziato quando un detenuto affetto da patologie psichiatriche con un gesto inconsulto ha violentemente aggredito l'agente di servizio nel reparto, il quale ha prontamente azionato l'allarme facendo accorrere i colleghi. Il detenuto li ha colpiti con un piede della scrivania che nel frattempo aveva smontato e solo grazie alla prontezza dei riflessi degli agenti e all'arrivo di altri colleghi, secondo la ricostruzione dei sindacati, non si sono avute conseguenze più gravi. Il detenuto in questione, la cui gestione è particolarmente complicata, spesso viene spostato da istituto a istituto. Con la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e la denuncia dei sindacati, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza si sono rivelate insufficienti e inadeguate sotto il profilo concettuale, strutturale e quantitativo, specie in relazione alle cosiddette infermità sopravvenute che non trovano di fatto una compiuta tutela sanitaria. Circa la casa circondariale di via Barzellini a Gorizia, le sigle rilevano che in servizio c'è un quarto del personale rispetto alla pianta organica. Nel distretto penitenziario del Triveneto nel primo quadrimestre del 2024 sono stati registrati 257 resistenze e ingiurie, 14 proteste collettive rumorose con battitura, 13 rifiuti di rientro in cella, 101 i poliziotti feriti con prognosi fino a 7 giorni, 3 dei quali con prognosi di oltre 20 giorni. La Guardia di Finanza ha celebrato oggi 250 anni dalla fondazione. Alla cerimonia sul Colle di San Giusto è stato tracciato un bilancio del lavoro svolto nell'ultimo anno e mezzo. Vediamo. 68 evasori totali, molti dei quali operanti su piattaforme di commercio elettronico, e 105 lavoratori in nero irregolari individuati in poco meno di un anno e mezzo. Sono solo 2 dei dati più significativi sull'attività della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Trieste per tutto il 2023 e fino a maggio di quest'anno. Il bilancio è emerso nel corso della celebrazione, con una cerimonia sul Colle di San Giusto, dei 250 anni delle Fiamme Gialle. E riguardano essenzialmente il nostro contrasto all'evasione fiscale, che è un nostro obiettivo prioritario. Ovviamente in questo contesto si innesca anche il contrasto al fenomeno del lavoro nero, che anche in questa regione, per quanto molto virtuosa, ha dato qualche risultato. L'altro aspetto rilevante, che riguarda proprio la connotazione geografica di questo territorio, cioè il fatto di essere al centro di rotte commerciali importantissime, è la nostra azione di contrasto ai traffici illeciti che facciamo alle frontiere, facciamo al porto, facciamo all'aeroporto, che ci ha dato la possibilità di individuare e intercettare grandi quantità di merci contraffatte, di sostanze stupefacenti, di oli minerali di contrabbando. La Guardia di Finanza ovviamente è un corpo fondamentale per garantire la legalità, penso alle importanti operazioni che fa nel contrasto al traffico di droga o a merci contraffatte. Questo vuol dire anche garantire sviluppo. Le attività di contrasto al contrabbando hanno portato a individuare 617 quintali di tabacchi e 740 kg di droga, scoperti 11 casi di evasione fiscale internazionale e frodi fiscali per un valore di 164 milioni di euro, illecite movimentazioni di valuta per 5 milioni e mezzo, senza contare l'attività delle Fiamme Gialle ai confini dopo la sospensione di Schengen. La Guardia di Finanza concorre con una consistente aliquota insieme ai Carabinieri e alla Polizia di Stato per garantire l'impermeabilità delle frontiere dall'ingresso di non solo clandestini o persone che non abbiano titolo a stare nel nostro territorio, ma soprattutto persone pericolose per la nostra sicurezza. L'Unione Sindacale di Base, nell'esprimere vicinanza e cordoglio alla famiglia e colleghi di lavoro di Islam Mia, operaio d'origine bengalese dipendente della ditta Site, deceduto lunedì nel cantiere navale di Fincantieri a Marghera, dichiara 2 ore di sciopero delle maestranze Site SPA operanti anche a Monfalcone per domani alla fine di ogni turno di lavoro. Lo ha annunciato lo stesso sindacato. Domani a Trieste parte il G7 Istruzione
istruzione per una 10 giorni che vedrà anche l'arrivo in città del presidente Mattarella e di Papa Francesco. Ne ha parlato il presidente della regione Fedriga ai nostri microfoni. Un banco di prova per l'imponente macchina organizzativa, ma anche una vetrina internazionale di tutto rispetto per la città di Trieste e per l'intera regione Friuli Venezia Giulia. Il presidente Massimiliano Fedriga commenta così il doppio appuntamento internazionale che vedrà il capoluogo regionale sotto i riflettori da domani, con l'arrivo del ministro Valditara e l'avvio dei lavori del G7 Istruzione, fino alla messa in Piazza Unità di Papa Francesco domenica 7 luglio, passando per l'arrivo in città il 3 luglio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Domani inizia il G7, anzi questa sera Lignano il G7 Young. Domani inizia il G7 ufficiale, la prossima settimana abbiamo il Presidente della Repubblica e dopo il Santo Padre. Sicuramente sono delle giornate importanti, impegnative, ma su cui il Friuli Venezia Giulia avrà l'attenzione globale, perché il G7 e la presenza del Santo Padre ovviamente metteranno i riflettori sulla nostra regione. Penso che oltre ad avere l'onore di ospitare questi importanti eventi abbiamo anche i riflettori e dobbiamo ovviamente utilizzarli per far conoscere sempre di più il nostro territorio. E oggi sotto il municipio a Trieste, Cobas Scuola e CGIL hanno dato via a una conferenza nella quale hanno espresso tutta la loro contrarietà verso il G7 Istruzione, poiché a loro detta non tratta i veri problemi del mondo della scuola. Vediamo. Il G7 non tocca diversi argomenti, prima di tutto il fatto che la scuola italiana, ma non solo, ha bisogno di investimenti seri, investimenti per la cultura, investimenti per il personale della scuola. Quello di cui c'è bisogno non è soltanto un trattamento adeguato per chi lavora nella scuola dal punto di vista contrattuale economico, ma ambienti sicuri in cui ci sia il rispetto, garantito il rispetto della persona, anche rispetto a provenienza, orientamenti sessuali, opinioni politiche e religiose. Contro la mercificazione della scuola, contro gli incontri vetrina che non parlano dei veri problemi della quotidianità negli istituti. Cobas Scuola, FLC, CGIL, ma anche la politica locale di centrosinistra era presente questa mattina alla conferenza davanti al municipio indetta per esprimere la contrarietà dei presenti verso la riunione del G7 Istruzione, per lo più per gli argomenti e il modo di affrontare i problemi del mondo della scuola, ma anche per pubblicizzare l'appuntamento di venerdì pomeriggio, quando in Piazza Libertà alle 18, parallelamente agli incontri del vertice, ci sarà un momento di protesta. Quello che noi non accettiamo del G7 Istruzione è il fatto che si veda nell'istruzione stessa qualcosa che si può comprare, che si può e si deve, secondo loro, adattare alle richieste delle aziende e del mercato. Gli ambienti della scuola sono, dal punto di vista edilizio, in grossissima difficoltà, perché gli interventi vengono fatti molto a rilento e spesso le scuole aspettano decenni prima di avere una sede adeguata. Noi siamo invece per una scuola libera, una scuola che educhi al pensiero critico e soprattutto che educhi alla libertà. Ecco, in questo caso il G7 si dimostra essere, come sappiamo, una vetrina per i potenti, ma in realtà non si occupa della vera scuola, della reale scuola e dei suoi bisogni. Ora ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi. Rientriamo in diretta, è intitolata Leo Udina, l'aula multimediale di nefrologia e dialisi dell'ospedale Maggiore. Il ricordo del presidente dell'ANED, scomparso nel 2023, individua un rapporto paziente-struttura indispensabile per un certo tipo di cure. Vediamo. L'aula didattica multimediale del reparto di nefrologia e dialisi dell'ospedale Maggiore di Trieste è ora intitolata Leo Udina, segretario del Comitato regionale dell'Associazione Nazionale Emodializzati, scomparso nel 2023. Durante la breve cerimonia di intitolazione, presenti la moglie e i figli, la figura di Leo Udina è stata ricordata soprattutto perché nelle sue battaglie importanti
quali l'apertura capillare di centri di dialisi, il sostegno alle politiche di trapianto renale, la diffusione e la conoscenza delle patologie, non ha mai separato i diritti del malato dal lavoro medico e paramedico. Papà aveva a cuore tutto il reparto di nefrologia e dialisi e si è sempre speso per difendere, diciamo, le condizioni di lavoro, ma i diritti dei malati che assistiva da un punto di vista di associazione ANED e di volontariato. Questo è stato importante e siamo felici che un pezzo di cuore sia e resterà sempre a nome suo in questa sala. Che se questa regione è alla testa del dono e dei trapianti, lo si deve anche a persone che culturalmente, come il Cavaliere Udina, ha lavorato, ha combattuto per cercare di migliorare le condizioni delle persone con delle cronicità, con le difficoltà che presentava lui, presentava naturalmente poi le persone che vivono con te. La necessità che la nefrologia e le associazioni dei pazienti formino un sodalizio sempre più forte necessariamente deve essere alla base del rapporto medico-paziente e rappresenta un momento essenziale della lunga cura. Non c'è cura della patologia renale cronica se non c'è integrazione tra le figure, e le figure comprendono anche i pazienti, i familiari che vivono dei percorsi complessi, dei percorsi nei quali integrarsi con i sanitari, integrarsi con le istituzioni diventa fondamentale. La malattia renale cronica coinvolge circa il 7% della popolazione italiana e spesso coesiste con altre patologie croniche come il diabete e le malattie cardiovascolari. Il suo decorso è frequentemente subdolo, asintomatico e può condurre, in una parte dei casi, alla necessità di trattamenti avanzati come la dialisi e il trapianto. A Trieste le persone con malattia renale cronica seguite regolarmente negli ambulatori sono alcune migliaia e i pazienti che necessitano di trattamento di sostituzione della funzione renale sono circa 300, di questi 150 trapiantati, 150 dializzati. Torniamo alla cronaca, si rompe il timone della barca a vela al largo delle coste di Pirano, un 37enne triestino viene soccorso dalla polizia. È successo scorso lunedì alle 18:20 circa, la polizia di Capodistria ha ricevuto una chiamata che riferiva di una piccola imbarcazione in difficoltà a 1,5 chilometri dalla costa. Sul posto si è recata immediatamente una pattuglia della polizia marittima slovena che ha rintracciato la barca nella baia di Pirano. Alle 19:30 la polizia ha trascinato la barca al porto e l'uomo, che si trovava da solo sull'imbarcazione a vela, non è rimasto fortunatamente ferito. Parliamo ora dell'intelligenza artificiale. La cosiddetta Carta di Trieste muove i primi passi. Oggi i 10 punti che la caratterizzano sono stati ulteriormente analizzati e le sue finalità ancora illustrate. Vediamo. Non vogliamo mettere paletti, ma indicare un'etica per gli algoritmi, indirizzata al bene comune. L'ho detto oggi Monsignor Ettore Mannati, teologo, già vicario episcopale, ricordando gli obiettivi della Carta di Trieste sull'intelligenza artificiale. Si tratta di richiamare questa dimensione etica a monte dell'intelligenza artificiale, cioè nella creazione degli algoritmi. È l'algoritmo poi che porta avanti il discorso coadiuvante dell'intelligenza umana, del lavoro umano. Le finalità del documento sono state ribadite oggi a Trieste dai componenti il comitato che si è occupato della stesura del testo, promosso dall'Associazione Culturale Studium Fidei, avvocati, medici, docenti, imprenditori e giornalisti. Nei vari articoli si affronta la necessità di tutelare il mondo del lavoro, delle aziende, della sanità, ma anche quella di una formazione specifica sull'argomento. I sistemi di intelligenza artificiale sono sempre più complessi e sviluppati, quindi discernere ciò che è reale da quello che è virtuale non è semplice effettivamente e non lo sarà sempre di più. Un focus in particolare è stato dedicato anche ai diritti d'autore. Servono norme per salvaguardarlo, ha sottolineato Andrea Bulgarelli, componente del comitato di coordinamento FVG di Figec Cisal. È fondamentale tutelare le opere affinché non siano rubate dal web, come può accadere ad esempio per articoli o video. Video, servizi giornalistici, televisivi o sulla carta stampata o sul web vanno con delle norme appropriate, tutelati e giustamente pagati. E l'intelligenza artificiale attraverso l'algoritmo non può rubare, fra virgolette, il nostro prodotto.
in sanità l'intelligenza artificiale sta entrando a gran voce, non solo nella parte della ricerca, l'acquisizione di dati sappiamo che è una delle grandi potenzialità dell'intelligenza artificiale, ma anche proprio nell'utilizzo della singola persona. Noi sappiamo che esistono alcuni device, come per esempio quelli che controllano la glicemia, che sono molto utili per i pazienti diabetici. Attenzione però a non pensare che l'intelligenza artificiale si possa sostituire a quella che è la relazione fra medico e paziente. Nell'incontro è stato anche evidenziato come l'intelligenza artificiale rappresenti una nuova frontiera del progresso umano, con il potenziale di migliorare significativamente la nostra vita quotidiana. Tuttavia, la realizzazione di questo potenziale richiede un approccio che consideri gli impatti etici, regolatori, sociali ed economici dell'intelligenza artificiale. Parliamo ora dell'ex luminosa di via Carducci, che è stata abbattuta ormai da diversi giorni. A metà luglio sorgerà in una nuova struttura che, lo vediamo in queste immagini di Alessandro Carellis, sta già prendendo forma. Quindi lo studio Metro Area, incaricato del progetto, ha ideato una struttura moderna interattiva, ma che possa mantenere l'orma di quella ormai dismessa. In via Carducci l'area di cantiere ha ultimato prima la sua prima fase, ovvero quella della demolizione. È seguita la posa della fibra ottica e il rifacimento del manto del marciapiede. Nell'area di pertinenza, lo vedete, è stata sistemata anche la prima struttura, insomma, della luminosa, che poi verrà ancorata ai plinti già esistenti. Le parti della struttura saranno montate a moduli e saranno infine collocati i monitor installati dalla Govoni Impianti. Infine una specifica: la luminosa, al contrario di quanto si possa pensare, proprietà di un imprenditore che nel 2019 aveva scommesso sul manufatto con l'intento proprio di trasformarlo in uno strumento pubblicitario tecnologico e moderno. 12 spettacoli in abbonamento. Il Teatro Stabile Sloveno ha presentato la nuova stagione, 6 le produzioni proprie o le coproduzioni di Via Petronio. Vediamo. Nell'insolita cornice del Palazzo delle Poste, il Teatro Stabile Sloveno ha presentato la stagione 2024-2025, intitolata Sconfinate tenerezze, slogan che il direttore Daniel Malalan così spiega. Si potrebbe pronunciare questa parola anche come un ibrido, sconfinate tenerezze, che è un po' complicato, però sì, è vero, insomma, anche a me piace che ci siano degli slogan per ogni stagione, anche come un filo rosso che in un certo senso accomuna tutti i progetti. Sono 12 gli spettacoli in abbonamento, 6 dei quali prodotti o coprodotti dallo Stabile Sloveno. Non è escluso fra l'altro che Sconfinate tenerezze rimandi in qualche modo a Gorizia 2025, che vedrà impegnato anche lo Stabile Sloveno. Sia come sia, il cartellone prevede fra le varie proposte un classico assoluto quale l'Avaro di Molière, in arrivo dal dramma di Lubiana, laddove Amadeus è una produzione dell'OSNG di Maribor. Via Petronio realizzerà fra la mezza dozzina di produzioni proprie Michka, la figlia del sindaco, testo storico del teatro sloveno, e lo spettacolo di apertura Wojciech, diretto da Igor Pisone. Un testo che purtroppo parla anche della guerra, dell'inutilità della guerra, una realtà che alla fine ormai non dico che viviamo in prima persona, meno male, però insomma guardando le TV seguiamo tutto quello che sta succedendo in giro al mondo, non solamente in giro al mondo ma anche nelle nostre vicinanze, insomma. Completano il cartellone fra gli altri il musical La nostra famiglia, Scrofe, Così vicino, Una vita nel teatro di Mamet, Di neve ed amore, Cevap C'è e Telegiocando, coprodotto con la Contrada. Ricca anche la proposta di spettacoli che andranno in scena il pomeriggio di sabato e di domenica. È tutto per questa edizione, ma non andate via, perché oggi è mercoledì, avremo in collegamento con noi il direttore di Tele4 Luigi Bacialli. A fra poco. Allora, bentornati in diretta con noi, abbiamo in collegamento il direttore Luigi Bacialli. Buonasera Luigi, grazie di essere qui, anche se in uno spostamento, no, tra un luogo e l'altro. Allora ti vediamo in auto, buonasera. Ciao Laura, ciao a tutti, buonasera ai nostri telespettatori. No, stavo, come
stavo raggiungendo la mia solita postazione, ma è arrivata una bomba d'acqua, non si vedeva più niente. Si è passati dal sereno a un nuvolone nero e con un vento fortissimo. Mi sono dovuto fermare, è durato 10 minuti. Non avrei neanche potuto fare un collegamento lì sotto perché non si sentiva più niente, un frastuono. Questo è il maltempo, voi ne sapete qualcosa. È vero. In Veneto davvero ieri è stata una notte dove sono esondati dei fiumiciattoli peraltro, ma per esempio Castelfranco Veneto è andato sott'acqua, proprio allagata Piazza Giorgione, negozi, appartamenti, box, sottopassaggi, insomma pazzesco. Davvero pazzesco, insomma non vuole arrivare quest'estate o così, è un po' anomala rispetto a quelle a cui siamo abituati. Direttore, abbiamo archiviato il voto europeo, però i movimenti sono ancora molto così vivaci, no? Sia da parte italiana, sia per quanto riguarda proprio quella che è l'atteggiamento dell'Europa nei confronti del nostro governo. Che cosa sta succedendo? Diciamo che noi siamo un po' sempre i soliti italiani, no? Perché devo dire Giorgia Meloni ha fatto di tutto per non atteggiarsi più a sovranista, per andare incontro ad un'Europa dove prevale la moderazione, tant'è vero appunto che verrà riconfermata Ursula von der Leyen, quindi maggioranza Ursula, che sono socialisti liberali prevalentemente, con alcune nomine già decise, cioè lo spagnolo Costa, socialista, e la Callas, la Estone Callas, che si occuperà di diplomazia, insomma gli affari esteri dell'Europa. L'Italia si aspetta delle nomine importanti, va già detto, anzi oggi Giorgia Meloni in realtà ha sparato sull'Unione Europea dicendo qui stanno facendo decisioni al caminetto, così di nascosto, senza tener conto del voto degli elettori, senza tener conto dell'ira funesta di Meloni, no? Si è parlato anche di questo. Funesta era proprio, la si vedeva oggi in volto, molto arrabbiata, e a fianco a lei c'erano i Dioscuri, Salvini e Tajani, che erano abbastanza turbati da questo intervento, mi è parso di capire. Però dicevo, siamo i soliti italiani, perché noi pretendiamo sempre molto, avendo un debito pubblico spaventoso, i conti che hanno chiesto più volte di rientrare dall'Europa, tant'è vero che c'è una procedura di infrazione proprio perché abbiamo una voragine che non riusciamo in qualche modo a contenere. Non abbiamo voluto votare il MES, a torto o a ragione, adesso io non sto a sindacare se sia stato giusto o meno, ci opponiamo alla riforma green, insomma abbiamo questo atteggiamento un po' arrogante, no? come paese, per cui l'Europa ci vede come una nazione importante, sicuramente oggi l'ha ricordato anche il Presidente Mattarella, ma capisci, non si può dare a qualcuno dei calci negli stinchi e poi chiedergli di farsi offrire una cena all'Harris Bar, no? Perché quello che si è preso i calci negli stinchi dice insomma adesso sta tranquillo e mi diverto un po' anch'io. Questo è un po' detta in soldoni, un po' la situazione. Noi siamo sempre molto esigenti, ma non teniamo conto del fatto che ci sono paesi forti, e sono la Francia, la Germania, come al solito, che hanno le redini del potere dell'Unione, che poi certi comportamenti ce li fanno in qualche modo, ce li fanno pagare. Credo che vada un po' letta così questa storia, che si concluderà, temo, con uno schiaffo all'Italia, perché adesso vediamo se arriverà sta vicepresidenza, si parla di Raffaele Fitto o di altri, ci potrebbe essere un portafoglio pesante, così hanno chiesto, cioè quindi una commissione importante, ma è tutto da vedere.
Staremo davvero a vedere. L'hai citato Mattarella, il Presidente della Repubblica, che fra l'altro sarà qui da noi a Trieste il 3 luglio nell'ambito della settimana sociale della Chiesa, che poi vedrà concludersi con la messa del Papa, questo importante appuntamento appunto per i cattolici italiani, sempre qui a Trieste. Mattarella che oggi ha promulgato la legge sull'autonomia. Laura, non ti sento più, non so se tu senti me, ma mi senti? Allora io non sento più te, vabbè, ma quindi vado avanti a parlare sperando che il collegamento, poi che l'audio arrivi anche qua. Mattarella ha firmato la legge sull'autonomia, questa è una buona notizia, era scontato che accadesse, però insomma in teoria un Presidente della Repubblica di uno Stato, di una Repubblica, appunto, potrebbe dire no, ma come all'ultimo momento avere un ripensamento, rimandare la legge alle Camere, e invece no, l'ha firmata, e questo è un passo importante per una riforma che qui in Veneto tutti aspettavano da 7 anni, dico tutti perché i 2.400.000 veneti che sono andati a votare il 22 ottobre del 2017 al 98% si erano espressi per il sì, per cui diciamo tutti in questo senso, tutti vogliono autonomia. D'altra parte è un po' strano chiedere a una popolazione volete avere più libertà e che la popolazione dica di no, no? Quindi era stato veramente un plebiscito, certo. Con 2.400.000 veneti, sono 30 stadi Meazza, avevamo detto altre volte, no? Quindi per capire quanta gente è andata a votare quel giorno. Poi 7 anni di tira e molla, di bastoni tra le ruote, alla fine questo governo, bisogna dire, è riuscito finalmente a evitare ostacoli, trabocchetti, tradimenti, a portare questa riforma a termine e vuole fare seguire la stessa strada veloce e rapida anche Giorgia Meloni anche sul premierato. Luigi, non so se mi senti in questo momento, direttore. Ecco, benissimo, abbiamo ripristinato rapidamente, grazie al nostro Alessandro Carelli, subito prontamente intervenuto. Allora, volevo ancora farti intervenire sul fatto di cronaca che però ha impressionato davvero tutti, di Udine, che rientra un po' in un clima di violenza giovanile di cui abbiamo parlato spesso. Un imprenditore di origine giapponese è intervenuto proprio vicino a Udine, appunto, per sedare una rissa, tentare insomma di dividere dei giovani che stavano dando vita a questa rissa, e purtroppo è stato colpito al volto da un pugno e poi è morto in ospedale. Sì, no, è veramente spaventoso. Abbiamo visto anche cosa è successo a Pescara, cioè 16enne ucciso a coltellate da altri 2 coetanei che sembravano degli automi, che non avevano nessuna empatia, che non si sono pentiti di quello che hanno fatto, che hanno infierito su questo povero ragazzo. Hanno fatto anche i selfie poi, no? Cioè qualcosa di veramente allucinante. Cioè sono dei mostri, ma proprio sono degli alienati, sono dei dissociati, è gente che non distingue più la realtà dal virtuale, probabilmente perché si sono ammalati finendo nella spirale dei videogiochi, dei social, della violenza che purtroppo caratterizza la rete. Non so, qualcosa bisognerà anche fare capire perché ci siano questi atti di violenza. I giovani che hanno, in particolare il giovane veneto che ha dato un pugno all'imprenditore giapponese, dovrà rispondere di un omicidio preterintenzionale, mi pare che sia a questo punto accusa, ma anche gli altri, insomma una rissa, 2 ucraini inseguiti da questi 3 residenti a Conegliano, con questo poveretto che interviene, ed è la fine che spesso fanno i paceri, quando c'è il pacere che cerca di difendere qualcuno, poi alla fine è quello che rischia di avere la peggio. Quindi delle storie tremende, e bisogna aumentare le pene e poi soprattutto prevenire questi episodi, anche perché abbiamo un tasso di follia
e di persone squilibrate che girano liberamente, che vanno anche curate. Insomma, questo è un paese in cui la questione della salute mentale è prioritaria e il governo dovrebbe davvero prenderne atto e investire risorse adeguate. Ciò che colpisce è che hai rilevato tu giustamente anche la giovanissima età, no? In molti casi di questi ragazzi che si rendono responsabili di questi veri e propri crimini, come nel caso di Pescara che citavi prima, quindi giovanissimi, anche in qualche caso minorenni, che possono andare a questi fatti appunto dalle risse che abbiamo anche qui a Trieste, purtroppo tra ad esempio minori stranieri non accompagnati, e possono addirittura sfociare, come hai detto giustamente, nell'omicidio, no? di un loro coetaneo poco più grande, insomma. Esatto, Laura, intanto sto spostando perché sono dentro il cortile di un supermercato. Adesso mi hanno fatto segno che devono chiudere, per cui... È meglio che ti allontani, insomma. Che mi stava, invitando ad uscire velocemente. Scusi, sono collegato con la televisione, scusi tanto. Anche questa è la... Succede il bello della diretta, direttore. Laura, senti, comunque, di cos'altro dovevamo parlare, avevamo detto? Un po' dello scenario politico anche in Italia, dopo le elezioni anche amministrative, no? Avevamo accennato anche a questo. Sì, non c'è dubbio. Ti dirò che io credo che abbia ragione Elly Schlein quando dice che il Partito Democratico si è rafforzato, perché sei capoluoghi di regione che votano centro-sinistra è un risultato di non poco conto. Poi va anche detto che alle amministrative le persone puntano sulle persone, no? Cioè gli elettori puntano sulle persone a prescindere un po' dai partiti, ma chiaro che poi la segretaria del partito dice abbiamo fatto cappotto, e ha detto anche questo dimostra che in queste città, in queste regioni l'autonomia non piace, e questo è stata l'occasione per Giorgia Meloni di reagire dicendo no, non c'entra niente l'autonomia è trasversale, piace anche a regioni del centro e ad alcune del sud che l'hanno anche auspicata. Per cui lo scontro adesso è su questo, sulle riforme d'Europa e sul fatto, per esempio, che però, citando sempre il nord-est, in Veneto abbiamo visto che è successo il contrario. Ai ballottaggi è stato 10-6 per il centrodestra, quindi qui ancora il centrodestra è sempre stato egemone, mi pare che voglia restare egemone e abbia le possibilità per restare egemone. Poi ovviamente si va verso le regionali del 2025 e lì ci sarà lo scontro in Veneto tra Fratelli d'Italia e la Lega per la Lega, che già in qualche comune insomma comincia già da un po' di tempo insomma a esserci questo scontro. Grazie al direttore Baccialli per essere stato con noi, ora rientra insomma alla sede tranquillamente, ci rivediamo non penso mercoledì prossimo ma la settimana dopo per un altro commento insomma dell'attualità. Bene, grazie molte Laura, grazie, buon lavoro a te, a tutti i nostri colleghi, ai nostri tecnici e un saluto ai telespettatori, grazie. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, buon proseguimento di serata.
Di recente la struttura complessa di urologia Asugi a Cattinara è intervenuta su un caso estremo di infertilità di coppia attraverso una procedura particolare. In questi casi, quando l'infertilità è dovuta a una ostruzione della via seminale, cioè la via che porta i canali che si chiamano deferenti, che portano gli spermatozoi dal testicolo al pene, sono ostruiti, solo in questi casi, che peraltro non sono tantissimi, ma insomma circa il 5% rispetto alle coppie infertili, in questi casi è possibile andare a ricanalizzare la via seminale e questo si può fare utilizzando la microchirurgia, quindi questo è un intervento peraltro che necessita di un coinvolgimento di più equip operatorie, infatti lo abbiamo fatto insieme alla equip del professor Ramella, che è il direttore della struttura di microchirurgia che afferisce alla chirurgia plastica sempre dell'azienda sanitaria triestina di Asugi e anche dell'Università di Trieste. La scelta della procedura e di Trieste è avvenuta sulla base di ulteriori considerazioni. In questo paziente c'era un desiderio di riuscire ad avere una gravidanza, come si dice, a letto per via naturale. Quindi diciamo anche perché la moglie per qualche motivo aveva delle controindicazioni a eseguire dei trattamenti di procreazione medicalmente assistita che comunque necessitano di ovviamente stimolazione ormonale e cose del genere, quindi in questo paziente lui che tra l'altro veniva da fuori regione è venuto proprio con questa richiesta ed era stato già valutato altrove, è stato indirizzato da noi per questo tipo di procedura.